Asso di coppe. Quanto è bella e quanto è bella. Sette di spade. E quanto è bella e quanto è bella. 5 di coppe. E quanto è bella e quanto è bella. È stata ferma, Filippo, mamma mia. Pare il vigile che dirige il traffico delle zanzare. No, è perché ci stava una vespa. Meno male una fata con le cose belle. Filippo, vicino c'è la pascata si piazza poi in caffè. Capito, caffè, se no si fa fritto. Beh, dice a mia moglie che hanno pure queste scatole e si facesse gli affari suoi. Ah, ma non ci scocciate, il caffè quando sono pochi sono pigli. Oh, so piglio non so piglio sto caffè, come non porta a me? Filippo, quello sta di giunta stamattina. Sapete con me? Ma non ha mangiato nemmeno la tavola. Masca, volessi tu parlare con il mio papà. Io te voglio dire a stazzi. Mamma mia, ma non dare posa mamma. La mamma, la mamma. Mi chiama ombre niente, si sono capaci di assaggiare una pelle uguale. No, non voglio niente, Filippo, niente. Dicevo da papà. Ma mi compiante vodka. Sì, amico mi sa manca pannello di da casa. Mamma mia, ma tu stai ancora quando parlo con moglie? Sienta artista, sienta. Tu hai mai visto cinesi e africani che si parlano? E mi hai visto? Ma voi state dopo ma ci facevi? L'interprete fra il cinese e l'africano. Ma volete dire che fa parlare? Adesso vuoi padare, come da mangiare? Pure che parlasse, Michele, quando una persa faccia perde pure a me. Rina sto paese, io, nessuno mi rispetta più. Venite parli una cosa, c'è una scienza. A ieri sera rindo bar, Raffaello Sic sparla di me, e tu non rispondi. Oh, bastone è pronta! E niente da mamma mia! Carmelita, allora me lo vado. No, aspetta, io volevo sapere pure quanto lo prego. Carmelita, e io posso ricordare a memoria tutta la prega. Dice, anche in quel paese, Vergine e Belzebù ha mandato suo fratello maledetto Cimabù, il demonio dei film annudi. Non seguite il male esempio, ma me la flascita a citare tutta la sporta. Se vengo frutaiuola, è un premio se mi sa fare il frutaiuolo. Genitori, genitori! Lasciamo! Statevi attenti al piecoronetto. E mo che sai a sto piegano? Oh, Pasca, ma guardi, sicuramente avrà detto la pecora nera, quella sta scritto pure sul Vangelo, sul Vangelo. Oh, Pleuda, ha sbagliato, perché ho pateo. E ci mancava solo la scomuni per un premio, ma voi stiamo a posto, stiamo. Ma io ve lo volevo dire, vi lo volevo mettere in guardia. E fatta pure, vedrò si fa, e fatta pure. A così di mano io, va a sfidare due lo premio. Pietro che mamma mia! Ma faccio una mano a Michele. Michele, quando è bello, Michele è sempre un Michele, ci sta in tavola. Michele, mi date una mano, per piacere. Signore, sempre a vostra disposizione. Non dice mai di no, Michele, non dice, è molto servizio. Andiamo, signore, andiamo. No, è disticato proprio, non mi la tavola. Sai com'è? Adesso devo andare a fare una portata per vedere se si può fare una querela più breve, Michele, avete capito? Carmina, sono tutti gli accordi, lo prende sempre al tuo, capito? Uè, ma si ingoccinavano al marito, ma esse sul cadino, ma faccio solo. Il dice a mia figlia di andarsene dentro, che se no come sto come la bocca mazzata. E vabbè, mo ci dico. Carmelina, va dentro, sta chiamando mamma. Va bene, io non l'ho già sentito. E io sì. E voi avete
guardate che scostumata. Poi salta. Mannaggia. Ma fate salutare quella, ma fate salutare. Sì, perché per un'altra cosa non fa. Un panino. Michele, parlare con gli animali. Sapete com'è? Uno su quando si capisce. Ma vedete che fa parlare? Non c'è proprio. Pasquale, io ti volevo dire una Sì, cosa. Filippo, mo ti devi stare zitto. No, Pasquale, io veramente... Ti devi stare zitto perché devo parlare con mia moglie. Hai visto? Ci sono riuscito. Eliano, noi dobbiamo parlare. Pasquale, che ci vuole? Una domanda in carta da bolla, sì? E non è inutile che fate questo spirito. Io non posso vivere più in questo paese. Io ho vergogna di farmi vedere dalle persone. E soprattutto non posso sopportare che la moglie mezza volta passa a capo noi e si mette a fare beh, hai capito? Ma quando mai, Pasquale, fanno quelle cose? Un'impressione. Quell'abito qua vicino e per forza che la passa a casa, no, lo passa, la bacina, va bene? E a lui me ne va grazie. Ha sparato pure con Sanza, lui. Aspettando a qualcuno che si viene a cattare sti 4 preti. A così facciamo soldi. E facciamo pure un po' da carne. E può darsi che trovi un scemo, un sciunga, un sciocata che si sposa. Come? Mia figlia si sta sposando un scemo. Senti, mo ti devi stare zitta perché sto parlando io. E quando parlo io te devi stare zitta, non parlo. Va bene, Pasquale, parla te. Io non ti voglio sentire. Mo levi l'occasione. Portatemi a piano bello caffè. Ma più o meno una luna. No, è una sciofenna. Mo sceniamo il tuo paese. Sceniamo a Miese e Pastanocca. Come dici tu è figlia. Ma Roma, la faccia rimane in capo. A te e a te. Conveno no? Abitavi in arta Italia, abitavi con me. In arta Italia, abitavi con me. In arta Italia, abitavi con me. Ceniamo, bruciamo la vermouth. Finalmente se ne è Mamma, non puoi essere chiamato tortono senza anzone. No, mamma, è quello l'anzogna ci vuole, come fai? Ah, ma lei ti sono a papà. Può essere che trova un scemo che sa scusa. E beh, sono una femmina ventutiva che andava la fa bella vita con prima cecchina. Braviti a mamma. E come fa? Ma non si era casata a cappanasso! Arrivi con tutto come cammino, senza cuscinare. Ma che mamma lo sai un po'? Come siete messi d'accordo di andare tutti quanti contro di me, sì? Di fare una colazione contro di me! Ecco da Ciariscero, Vicenzo, Prato di Giovanni ne omma, e l'omma è cacciatore. E sta guaglia e la sparata. Carmine e mamma, perché non ci andiamo a pagare la merenda? No, mamma, voglio sentire dicere. Insomma, vedendo la guaglia, prima la sparata e poi se l'è squagliata, perché a Giovannino cinematografo nulla piace. Nulla piace. A guaglia la piace. Che lo figlio. Carmine e mamma. Quant'è che bella Pasqua? Perché, mamma? Ma che a me la piace assai! E avevo voluto una piega che padane! Papà, questa è la